Sicuramente i più attenti di voi se lo ricorderanno, per chi non se lo ricorda o che è arrivato da poco, l'anno scorso ho realizzato un tavolo pattern per una scrivania del mio nuovo studio. Per farlo ho riciclato un intero parquet di un appartamento all'incirca 60 metri quadrati. Ovviamente non mi sono serviti tutti, ma il lavoro per riciclarli è notevole. È venuto un progettino così carino, me l'avete chiesto in tanti, altre modifiche, che mi è venuta la malsana idea di replicarlo, però ho voluto replicarlo un po' più grande, realizzando 7 tavoli, tutti con pattern diversi, tutti uno più difficile dall'altro. Per cui oggi vi racconto l'epopea che ho dovuto passare per riciclare questi parquet e fare 7 meraviglie. Prima cosa che devo andare a realizzare, prima di tutto, è la base, dove andremo a incollare poi tutti gli stellini, i 100 milioni di listellini che mi vedrete fare in questo video qua per realizzare questa serie limitata di pattern. I pannelli che mi vedete tagliare adesso sono pannelli in tamburato. Questo cosa vuol dire? Che all'interno sono semplicemente fatti in nido d'ape, quel cartone che si trova semplicemente anche dentro ai mobili di Ikea. Serve per fare strutture, per dare rigidità a un ripiano, tenendo i costi decisamente molto bassi. Questi qua sono pannelli che venivano usati in ambito fieristico per divisione, sostanzialmente erano dei muri. Anche questo è un materiale che ho recuperato. Il primo lavoro che dobbiamo fare quindi con questi nostri pannelli in tamburato è andarli a sezionare, rifilarli, squadrarli e portarli a misura. Ovviamente però andandoli a troncare quasi verso la metà del pannello, come vedete abbiamo un lato corto che verrà esposto al nido d'ape. Per questo motivo sto andando a tagliare sia questi quadrotti in trucciolato nero, che vi spiegherò fra poco a cosa serviranno, sia andare a piallare questi listelli di abete che mi serviranno per rinforzare appunto la struttura della nostra base. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è semplicemente tagliare una porzione qua di 20 cm dell'ultimo strato in MDF di questo tamburato, togliere un pezzo di nido d'ape, andare a inserire questi quadratoni di trucciolato laminato, ok, che sono esattamente dello stesso spessore che serve a me, quindi 32 mm, per dare un po' più di ciccia quando si vanno ad avvitare le gambe, mettere uno di quegli stelli che mi avete appena visto piallare qua in fondo e farlo per 7 volte. Ok, finito questo lavoro, tutti i ripiani li ho appoggiati qua. Quello che bisogna fare adesso è tagliare e squadrarli tutti a 86 x 167 di lunghezza. Ovviamente questo passaggio qua va fatto per tutti i tavoli per portarli a misura finita e squadrarli. Il passaggio successivo è quello più importante e quello più lungo di tutto questo mega giga iper progetto che mi sono imbarcato a fare, ovvero preparare tutti i listelli per i nostri pattern. Ottimo, arrivati a questo punto, prima di cominciare a lavorare su questi bisogna preparare i listelli. I listelli, come vi avevo già fatto vedere, sono tutti questi, sono 6 cm x 30 di Dussie Africa. Quello che dobbiamo fare adesso è semplicemente passarli qua sulla combinata per togliere un po' di costa da una parte, un po' dall'altra e portarli tutti a una larghezza di 55 mm, che è la larghezza che ho deciso di fare. Sarà un lavoro lungo, sarà un lavoro noioso, perché abbiamo più di 1000 listelli da fare, per cui non troppo divertente questo qua, però abbiamo un ottimo punto di partenza. Oddio, non pensavo che fosse così lento questo lavoro, ci vuole calma. Ho fatto 1, 2, 3 tutte le scatole che c'erano, adesso sono un po' collezionate là. Oggi si continua e rifiliamo l'altra costa di queste, per cui senza perdere troppo tempo. Come vedete raga, questo qua è un progetto veramente colossale, uno dei più lunghi e tediosi che io abbia mai fatto. Ho impiegato 2 giorni solo per rifilare tutti i migliaia di listelli per portarli a 55 per poterli utilizzare, ok? Quindi se volete supportare questo mio lavoro qua, io vi ringrazio molto se decidete di iscrivervi, condividere e mettere like a questo video, e vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare uno di questi ripiani che vi ricordo che sono in edizione limitata. Mai più nella vita farò dei tavoli del genere. Benissimo, arrivati a questo punto tutti i tagli a 45 gradi sono stati fatti. La prossima operazione da fare prima ancora di cominciare a fare tutti i singoli pattern
è creare il bordo e fare una bordatura. Come ho in mente di farla? A differenza dell'altra volta, la mia idea adesso è creare un bordo del genere, quindi sia sulla costa sia sulla parte sopra ci sarà tutto un bordo del genere. Quindi dovrò prendere i listelli tagliati a 45 gradi, unirli e fare questa prima parte a 90 gradi, tagliarli a 45 per poter fare poi questa cosa qua. Mentre per realizzare il taglio mi sono creato una dima, ve la faccio vedere brevemente. L'idea è stata creare questa dima qua per fare i tagli a 45 gradi. Ho questa parte qua in MDF da 18 semplicemente che si fissa con i loro pomelli. Per stringerli al meglio ho fatto una chiave fatta su misura che si infila e con una chiave del 18 si va a prendere e si va a stringere, e per metterli perfettamente a 45 gradi ho creato questa dima qua, l'ho tagliata al laser. La T-Track qua dentro, come il carro, so essere perfettamente a 90 gradi con la lama, quindi non ho bisogno di prendere un riscontro direttamente sulla lama. Questo è dritto, questi sono 45, questi sono altri, metto appoggio direttamente qua e stringo bene. Io sono certo che qui ho 45 gradi. Quindi dopo un po' di prove, dopo un po' di imprevisti in questo progettino, finalmente proseguiamo, prendiamo tutte le parti che abbiamo tagliato a 45 gradi, incolliamo con la cianoacrilica e taglia a 45 gradi. Dobbiamo farne 28 di questi. Il procedimento qua è molto veloce, ve lo faccio vedere una volta e non lo ripetiamo. Prendo i listelli tagliati a 45, li fisso con lo scotch di carta per aiutarmi un po' a tenere la giunzione perfettamente attaccata. Un po' di cianoacrilica, io utilizzo il Bostik Super Bond con il suo attivatore. Mettiamo un po' di questa, ci aiutiamo con la squadretta per tenere i 90 gradi e si va. In questa prima fase di incollaggio vado a utilizzare, come ho appena detto, il Bostik Super Bond, che è una colla cianoacrilica con il suo attivatore. Come vi ho già anticipato, questo progetto non sarebbe stato possibile senza la collaborazione con Bostik, che mi ha messo a disposizione tutte le loro colle per riuscire al meglio in questo progetto. La dima in questo caso ha funzionato nel migliore dei modi. Io non avevo nessun sistema per tagliare in modo accurato e ripetitivo tagli a 45 gradi interni o esterni. Ho investito un po' più di tempo tra un progetto e l'altro per realizzare questa dima su misura per la mia comunata, sfruttando la T-Track del carro, e ovviamente avere il parallelismo perfetto è andata alla grande. Quindi una volta tagliati tutti a 45 gradi li intesto e li porto a misura. Il prossimo passo è prendere tutti questi bei schemini che mi sono fatto con tutte le quantità e tutti i pezzi di tutti i pattern, prendere e cominciare a incollarli. La prima roba da fare sicuramente è dargli una leggera levigata, diciamo a 120, giusto da rendere la superficie un po' più ruvida e pronta per la colla. Prima di cominciare a incollare ho segnato la metà del tavolo, mi sono tenuto 2 cm un po' più a destra per segnare il centro reale, che non è il centro della punta dove metto questo pattern che ha l'isca di pesce in questo caso. Metto un riscontro sulla destra della battuta dove si appoggiano tutti. In teoria, secondo le ricerche che ho fatto, secondo i parchettisti che ho sentito, alcuni negozi specializzati, tutto dovrebbe andare per il meglio. Per andare a incollare i listelli su questo ripiano invece vado a utilizzare il Bostik Legnomax. Questa colla qui è ideale perché è una colla multimateriale, quindi noi che dobbiamo andare a attaccare i listelli di massello su questo piano intamburato, essendo multimateriale va ad aggrappare perfettamente anche su questo materiale qui. Come andremo a utilizzarla noi? Ovviamente pistola del silicone, andiamo a distenderla prima sulla tavola, spatolina rigata e andiamo a stenderla per bene. Posizioniamo i nostri listelli e il gioco è fatto. Del Legnomax ne esistono 2 tipologie, una versione Power e una versione Express che asciuga in 30 minuti. Io non andrò a utilizzare la versione Express perché ho bisogno di mobilità nel muovere i listelli quando vengono appoggiati sulla colla, per cui andrò a utilizzare la versione Power. Ho già sbagliato. Bene, cominciamo con il pattern numero 1. Come avete visto prima mi sono fatto un bello schemino con tutti i pattern, li andremo a scoprire insieme durante la lavorazione. Il primo è in ordine di facilità, è un pattern a lisca di pesce, molto semplice. Ok, siamo al giorno successivo, arrivati a questo punto devo togliere tutti i fermi che mi sono fatto per il riscontro, togliere e incollare il resto. Come suggerito da qualcuno di voi su Instagram, mi sono munito di
bella spatolina dentata per stendere al meglio questa colla, per cui non perdiamo troppo tempo e cominciamo subito. Il primo consiglio che vi posso dare per realizzare un pattern che sia bello, preciso e centrato con la tavola è di mettere dei fermi, come in questo caso sono andato a mettere una stecca di legno, un abete normalissimo, quello che avete, uno scarto va più che benissimo, sul lato sinistro o destro, in modo da cercare di tenere una linea il più possibile parallela e soprattutto all'inizio mettere dei blocchi per non far slittare i pezzi quando li andate a incollare, perché ovviamente un po' si muovono. Essere fermi e precisi è una cosa assolutamente da fare. Ottimo, allora primo tavolo incollato completamente. Prima di andare a tagliare gli eccessi e fare i bordi aspetto un giorno intero, così la colla è ben asciutta. Visto quindi che dobbiamo aspettare, passiamo col secondo pattern. Come vi dicevo, questo qui è il primo pattern, questo qua che abbiamo appena fatto, questo qua è il secondo, dove andremo a fare una sorta di lisca di pesce sempre del genere, però con degli angoli a 30 gradi. Quindi dobbiamo preparare non 300 listelli ma all'incirca un centinaio. Dobbiamo tagliare l'angolo a 30 gradi da una e dall'altra parte e portarli a una lunghezza di 194 mm. Per andare a realizzare questo listello ho sistemato il goniometro e mi sono fatto velocemente questa sorta di dima. Si alza questo, si mette il listello, si prende, si va, si taglia. Una volta tagliato abbiamo questo riscontro e dobbiamo tagliarlo a una lunghezza specifica, per cui qua lo tengo giù con le mani, altrimenti sbattendo si alza, quindi lo tengo, appoggio e vado, e questo viene tagliato alla lunghezza perfetta. Di questi, come vedete, dobbiamo farne 48 di un tipo, 48 sinistri e 48 destri. C'è molto da fare, per cui non perdiamo troppo tempo, che qua i tavoli altrimenti non si fanno da soli. Secondo consiglio che vi voglio dare per creare un ripiano pattern o dei pattern in generale è quello di realizzarvi delle dime, dei jig che siano il più precisi possibili e che vi diano la certezza di ripetere virtualmente all'infinito un taglio in modo preciso e continuo, perché la precisione è fondamentale. Ok, stesso ragionamento come prima, ripiano, grattato con 80 da farlo un po' più ruvido, sistemato i blocchetti così ho tutto bello in posizione, non si sposta. Cominciamo a incollare. D'ora in avanti la procedura che mi vedete eseguire per incollare i pezzi è sempre e solamente quella, ovvero prendo il legno max, lo stendo con la pistola del silicone, lo tiro bene con la spatola dentata, vedete come si deposita bene uniformemente. Per assicurarmi un'adesione perfetta dei listelli singoli, li appoggio, li muovo leggermente in modo che la colla vada a premersi bene su tutta la parte del nostro listello, un po' come si può fare eventualmente quando si va a installare delle mattonelle, ecco, un rivestimento in mattonelle. Più o meno la procedura è quella lì. Il giorno successivo, con la colla ben asciutta, vado a rimuovere tutti i listelli che avevo fissato per tenermi fermo durante il primo incollaggio e vado a terminare appunto il pattern numero 2. La fase successiva all'incollaggio del pattern è quello di utilizzare la sega da fondamento. In questo caso io utilizzo la TS75 di Festool col suo binario, veramente indispensabile per fare un lavoro del genere preciso. Alla combinata sarebbe stato molto scomodo, molto impreciso fare un lavoro del genere. Vado a rifilare tutti i bordi lasciando questi 5 cm dal margine del tavolo, perché appunto, come vi avevo anticipato all'inizio, quando siamo andati a tagliare tutti gli angoli nostri a 45 gradi, il bordo in questi tavoli qua li farò sia sul fianco sia sul top. Arrivati a questo punto, il pezzo che manca è fare tutti i fianchi, ma noi non li faremo adesso. Aspetto un attimo perché sono curioso di fare il terzo pattern. Questo qui è il terzo pattern che devo andare a fare. Come vedete è un pattern del genere con due pezzi, uno lungo e un quadratino, ovvero questi qua. Servono quadrati da 55x55 e dei listelli 55x165. In totale me ne servono tanti così, e per farli mi servono 117 listelli. Indovinate quanti sono questi listelli che ho appena preparato? Quindi sarà una sezione abbastanza lunga di bei timelapse e altre cose in cui si tronca, si sistema, si squadrano, si fanno, e cominciamo con questo nuovo pattern. I pattern, come vi dicevo, vanno in ordine progressivo di difficoltà e le difficoltà cominciano fin da subito. Per realizzare questi pezzettini per lo più basta solamente troncarli alla misura ideale.
Ma direi che il jig ha funzionato alla grande, è stata un'ora e mezza un po' faticosa per la schiena, soprattutto star lì un po' piegato, ma abbiamo portato a casa tutti i pezzettini, mi sembrano precisi e perfetti. Ho fatto 2 conti veloci, me ne servivano un centinaio, ne ho fatti più del doppio. Non so che conti ho fatto prima, almeno siamo sicuri così, raga, siamo sicuri. Durante l'intera realizzazione di questa serie limitata dei tavoli pattern, non avete idea degli imprevisti che ho dovuto risolvere per portare a termine tutti i pattern. Prima di tutto la realizzazione di una dima, di un jig apposta per tagliare ogni pattern nel modo migliore possibile e soprattutto senza rischiare le dita con la combinata. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito in diretta la realizzazione di questi tavoli su Instagram. Se volete seguire anche voi tutti i progetti in anteprima, vedere tutti gli imprevisti, darmi dei consigli, perché a volte, raga, veramente senza di voi e i consigli che mi date farei 10 volte le cappellate che ho fatto durante tutta questa realizzazione dei tavoli. Come vi dicevo, questo qui è il pattern numero 3. Ho parlato a lungo con voi sia su Instagram che su Telegram per capire quali fossero i pattern idonei da scegliere per questa serie limitata. Mi avete dato un sacco di spunti, alcuni più, alcuni meno sensati, con cose veramente al limite della schizofrenia. In linea generale i fattori che mi hanno fatto scegliere un pattern piuttosto che un altro sono ovviamente il fattore estetico di come risulta e poi quanto è ripetibile con gli stessi pezzi. Lo vedremo più avanti col pattern 5 e 7 che hanno gli stessi pezzi ma messi in ordine diverso creano effetti differenti. Il secondo fattore era il tempo, non potevo investire un mese per fare un tavolo, anche se sarebbe stato bello, perché sarebbe stato pieno di imprevisti, cosa che comunque non sono mancati. Bene, questa mia domenica mattina non poteva partire meglio se non con un errore di distrazione, ve lo spiego molto velocemente. Per tagliare questo, per mettere il bordino che viene in questa maniera, ho preso la misura con la falsa squadra, così, dove dall'appoggio qui ci va lì. Il problema è che quando l'ho fatto qua non ho preso il riferimento dal bordo di qui ma dal listello che finiva 1 centimetro prima, per cui sono andato stupidamente così e sono andato in battuta e ho tagliato. Da qua il solito e fantastico detto: misura 2 volte, taglia 1 volta. Questa cosa non l'ho fatta oggi, ma risolvo molto in fretta andando a staccare tutti questi qua più piccoli e li vado di nuovo a sostituire e incollare con degli altri più lunghi che sono semplicemente quelli che ho tagliato, che erano venuti via. Vado a tagliare e li cambiamo tutti. Pattern numero 3 avrà questa specialità in più. Piccola specialità, e grazie anche alla mia distrazione di prima quando ho tagliato i pezzettini, visto che ho fatto il doppio dei quadratini che dovevo fare, ora li posso utilizzare perlomeno per andare a risolvere questo mio problema. Direi che aver fatto un centinaio di questi in più per sbaglio sono serviti al loro scopo, perché mi hanno permesso di sistemare questo errore. Quindi questo qua è sistemato, lo mettiamo da parte e cominciamo con il pattern numero 4. Invece no, invece di passare al pattern numero 4, il video finisce qua. L'ho diviso in 2 parti, come ormai avete già capito dal titolo e dalla copertina. Qua alle mie spalle, come vedete, abbiamo già gli altri pattern, il 4, il 5, il 6, il 7, che sono anche là in fondo, raga, sono sommerso dai tavoli, che li sto finendo, li vedremo tutti nella prossima puntata che sarà fra una settimana. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, per il supporto. Vi ricordo che i tavoli saranno tutti messi in vendita come la mia prima serie di pezzi unici. Se volete supportarmi in tutto questo grande lavoro potete acquistarne uno se vi interessa, lo trovate nel mio shop che trovate qua sotto in descrizione il link. Per il resto, sempre per un supporto, grazie a questa serie che veramente, raga, è durata mesi per costruirla. Lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate, ma soprattutto condividete questa mia follia pazza di dover creare questi pattern. E ringrazio ovviamente i patron che sostengono attivamente questo mio progetto e noi ci vediamo sempre la settimana prossima, allora, con la parte numero 2.